Alla fine la meglio l'ha avuta Michele Cella, chef della Biosteria Basilico 13 di Treviso, e infatti il suo riso carbone baccalà ad essersi aggiudicato la vittoria del sesto Festival Triveneto del Baccalà, trofeo tagliapietra, competizione itinerante che tra settembre e novembre ha visto sfidarsi i migliori chef di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sulla miglior declinazione originale di baccalà salato oppure stocco. La finale si è tenuta di recente ad Annone Veneto, in provincia di Venezia, dove una giuria di chef stellati è stata chiamata a decretare la miglior ricetta tra le 6 rimaste in gara. Sono tutti piatti non tradizionali, quindi innovativi, quindi ricerca e sviluppo. Questo è un cantiere, è un laboratorio del gusto. Stiamo sviluppando, tutti i nostri chef hanno sviluppato per partecipare al festival 3 ricette innovative, esclusivamente innovative, e sbizzarrendosi e dando fondo a tutta la loro capacità, la loro passione e la loro tecnica. Organizzata da 4 confraternite del Baccalà del Triveneto in collaborazione con la più importante azienda importatrice di stoccafisso del nord-est, la manifestazione gastronomica ha coinvolto ben 28 ristoranti delle 3 Venezie. Chi vince, a parte il trofeo, che per carità è un challenge, che lo tiene un anno nel ristorante con grande piacere e onore, mi dicono, perché a fine anno vengono qua sempre malvolentieri consegnarlo il passaggio del testimone, ma vince una settimana sulle isole Lofoten al nord della Norvegia per vedere e capire la produzione del stoccafisso baccalà. Quindi insomma è anche un bel premio, è molto ambito, visto il gran parterre anche di stellati partecipanti ogni anno. In parallelo al festival quest'anno è stato promosso anche Baccalando, un percorso gastronomico che ha coinvolto 7 locali alla moda del Veneto chiamati a reinterpretare il baccalà in orario d'aperitivo. Oggi questo pesce non è più da considerarsi solo un piatto povero della tradizione, è una materia prima capace di essere trendy e sofisticata. È una novità di quest'anno di cui siamo molto contenti, è una novità proprio per avvicinare ancora di più i giovani, cioè ritornare al cicchetto veneziano, al cicchetto veneto, e quindi di renderlo comunque alla moda. Solitamente adesso si usa la porchetta piuttosto che... No, dobbiamo tornare al buon vecchio baccalà, che è nato proprio come cicchetto a Venezia soprattutto, e quindi con abbinamenti nuovi per creare proprio questa tendenza, questa moda che deve tornare.